Ci sarà una bellissima chiacchierata insieme ovviamente a Daniele Tonino, che lo vedo intrattenere un po' il pubblico, qua lo chiamo subito qua, ecco perfetto, finito. Ma soprattutto invito qua insieme a noi anche Bruno Pizzul, che non certo come presentazione. Allora noi ci sediamo, sarà veramente una chiacchierata, abbiamo anche il vino, come se fossimo veramente a ognuno dei vostri tavoli per andare a parlare di quello che è il calcio amatoriale, no? Tra l'altro Bruno, lei iniziò proprio, se non sbaglio, con la Comunese, no? Sì, prima con la squadra dell'Oratorio, l'Alba, poi con la Cormonese, Provorizia, poi Catania, Taranto, Ischia, andando un po' in giro a fare il pellegrino, però nel periodo in cui tentavo di diventare, con scarsi risultati, un buon calciatore, avevo maturato una sincera antipatia per i giornalisti sportivi, che quando parlavano delle mie prestazioni, probabilmente a giusta ragione, non è che fossero molto teneri. Però sentirti dare dell'asino, mettere 4 in pagella da uno che non sa neanche se il pallone è quadrato o rotondo, non riuscivo a digerirlo. Adesso invece le storie della vita mi hanno reso anche complice di questi che chiacchierano sul calcio. Chiacchieriamo tanto, nei giornalisti sportivi, effettivamente. Di me? No, anche tu chiacchieri, ma non sei giornalista sportivo. Beh, io invece vi devo dire perché ho chiamato Pizzo, l'ho chiamato perché l'istituzione del calcio è di noi friulani, e poi perché durante un incontro, e l'ho detto nella telefonata che abbiamo fatto l'altro giorno, durante un incontro in cui lui era invitato come me, gli hanno chiesto di parlare dello sport e lui ha detto: forse il calcio si sta dimenticando che è un gioco dove bisogna divertirsi. Mi ha così colpito che sembrava il nostro slogan, e allora in questa occasione in cui bisogna tornare a divertirsi, la prima persona che è venuta in mente è stata il signor Pizzul, che si è reso subito disponibile, dando grande gioia a me principalmente, ma a quanto pare a tutti. Sì, un po' meno a mia moglie che è dovuta accompagnarmi qua, però adesso ha trovato che la compagnia è quella giusta e pertanto vi ha perdonato. No, è vero quello che rientra nelle mie convinzioni personali. Il calcio e lo sport è un qualcosa che può essere praticato, gestito, vissuto, interpretato soltanto nel momento in cui lo si fa con il sorriso sulle labbra. Non a caso si chiama gioco del calcio, e il gioco sottintende momenti di condivisione, di piacere, di stare assieme, di amicizia e via dicendo. Fermo restando che poi nel momento in cui subentra l'agonismo, chi vince sarà sempre più contento di chi perde. Però alla lunga l'importante è che si stia volentieri assieme nel nome dell'amicizia. E direi che è di strettissima attualità questo discorso, perché la nostra nazionale, che sta facendo così bene, è rientrata nelle simpatie popolari di tutti, proprio perché i giocatori, grazie poi anche alla mentalità di Mancini, trasmettono questo piacere, si fanno gli scherzi fra loro, i gavettoni, c'è questo clima goliardico e via dicendo, non ci sono musi lunghi, anche quelli che restano fuori condividono il piacere dello stare assieme, e credo che questo comunque sia, al di là di quelle che sono le dichiarazioni, lo spirito che ha sempre caratterizzato la vostra associazione, proprio perché tanti che hanno anche giocato o potrebbero continuare a giocare magari a livello federale, in campionati dilettantistici e via dicendo, però preferiscono il Collinare perché lì si va insieme, si fa la chiacchierata, si beve un bicchiere di vino, se si perde
non si è contenti, ma va bene lo stesso. Lei sta colpendo, Lei sta colpendo l'accusa che ci fa la federazione costantemente. Vabbè, ma quelli della federazione devono anche capire che questo momento di difficoltà che hanno anche a livello di reperimento dei ragazzini forse dipende dal modo anche in cui sono organizzati i settori giovanili, dove non ci sono più i ragazzi che si divertono, che ridono, che scherzano e via dicendo, no? C'è questo spirito di competizione, la voglia di arrivare, il più delle volte poi condita da un sbagliato approccio dei genitori che mandano i propri ragazzi lì quasi come investimento economico a futura memoria e quindi condizionano anche il comportamento dei ragazzini e via dicendo. Leggere sui giornali o sentire che, come è successo più di una volta, delle partite dei settori giovanili vengono sospese perché i ragazzini devono andare sotto le tribune a dire ai propri genitori ma scalmatevi un momentino perché si picchino, vuol dire che lo spirito non è quello giusto. E il vostro coso culinario invece mi pare di poter dire ci sono realtà analoghe anche in Lombardia e anche là funziona molto bene. Dobbiamo dire anche in Sicilia ci sono realtà perché abbiamo qua In rappresentanti. Sicilia funziona tutto benissimo. Però io ho chiamato qua Bruno perché lo voglio sfruttare. Sì, compatibilmente con quelle che sono le cose che mi consentono i troppi anni che ho sul grottone. No, gli consento. Non farmi fare caprioli e sollevamento pesi. Assolutamente no, perché io per non un po' per l'età anch'io, ma per altri motivi sono troppo atletico, avrei difficoltà anch'io sulle capriole. Sì, no? Sì, avrei anch'io difficoltà. Tacchi non posso fare Tu i capriole. tacchi. Niente capriole. Niente capriole. Però io quest'anno, come Lega Calcio, come nuovo direttivo appena eletto, abbiamo pensato di fare qualcosa di anno zero, rinascere. E abbiamo delle proposte che adesso le farò vedere e grazie a Pizzi, ma anche grazie a Eleonora che vive di calcio professionistico, voglio sentire un loro commento. So già il commento loro che sarà un po' di tutto, perché nel calcio quando si cambia qualcosa è un disastro. Ma sono cose nuove queste, oppure hai proposte a quelli che hanno partecipato all'elezione anche prima? Allora, questa è una proposta che faccio per chi si iscriverà. Non lo sappiamo ancora. Perché magari se sapevano di queste tue proposte la votazione non avrebbe avuto esiti bulgari. No, vado Lui è tranquillo. furbo, lui è furbo. Prima si fa eleggere e poi dopo... dopo dice le cose, va bene. Vediamo. Dai. Allora, partiamo. Dopo questo, dai. Chi e cosa eravamo? Adesso vi faccio vedere, questo qua 2 anni fa eravamo così. Bello. Avete i vostri operatori, i vostri grafici, perfino il pallone. Questo è il campionato del Pordenone. Dov'è Igor? Non so chi si è visto il gol che hanno appena sbagliato. Subito le mani avanti. Scusa, Qui dove siete? Su che campo? qui non so il campo. Igor, che campo è? Montereale. Ci stiamo espandendo più. Montereale Marcellina. Esatto. Però io direi di andare avanti questo. Manda pure avanti, perché questo è quello che eravamo, sapevamo tutti che giocavamo. Adesso cosa siamo? Ecco, le nostre partite. Ecco, vedi? Queste sono le nostre partite adesso. I nostri arbitri. Notare l'arbitro. Adesso Pettorello dei tempi. Ecco qua il classico giocatore del Collinare.
anche per i nostri dirigenti. Cosa sono i nostri dirigenti adesso? Ecco cosa sono. Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione in prunella, tavolino di fronte al televisore, frettatura di cipolle per la colonna da pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rotolina. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Scusate se ho messo Wembley Italia-Inghilterra, scusate. Guarda, non sembra un angelo. Non ti va bene, va bene, adesso la sono in base, Ecco, Non guarda che sono di volare la nota. questo è quello che... Qui non mi raccomando, Ciao, cantare! Ok. Ci collegheremo. Ok. Le soluzioni. Quindi sono andato un po'... No, ma è incisivo come discorso. Sono andato un po' da poesia qua. Anche perché l'araba felice ha la caratteristica di sembrare molto Al vostro valore. Vero. e quindi quest'anno è la rinascita, l'anno zero. Quest'anno tutte le squadre rispetteranno 2 manifestazioni. Cosa dici Paolo? Iniziamo con la prima? Vai. La FA Cup, che non è quella inglese, Foot Cup, Amateur Cup, tutte le squadre iscritte sia nel campionato collinare che di quello amatori saranno coinvolte. Ci saranno dei mini gironi iniziali per poi andare alle fasi successive. Che differenza c'è tra il collinare e amatori? Qui stiamo parlando del calcio a 5 e di conseguenza il collinare possono essere iscritti i giocatori della federazione, mentre negli amatori non può essere iscritto nessun giocatore della federazione. E giocano assieme. E siccome nelle richieste delle squadre, nelle idee, perché noi chiediamo l'idea delle squadre, l'idea dell'FA Cup inglese dove giocano tutti da tutte le categorie era piaciuta, abbiamo detto ok, iniziamo all'inizio con questa FA Cup dove scegliamo tutto, quello che salta fuori, per poi passare Al collinare C5, amatori C5, si parte da zero, senza categorie, senza divisioni, saranno fatti dei gironi cercando di conciliare sia geografia sia storia. Dei gironi di breve durata che daranno vita poi alla fase successiva. Scusa Paolo, ho fatto uno studio delle musiche per giorni e tu non mi fai partire la musica. Rifacciamo tutto, dai, con la musica. E allora rileggiamo, collinare C5, amatori C5, si parte da zero, senza categorie, senza divisioni, saranno fatti dei gironi, cercando di conciliare geografia e storia, dei gironi di breve durata che daranno vita alla fase successiva. Adesso Invece dividiamo, no? Collinare e amatori, si parte tutta da zero e poi i risultati daranno le classifiche per fare la seconda fase. Tutto qua. Sempre calcio a 5. Calcio a 5. Calcio a 5. Finiamo il calcio a 5 con... col calcio 5. Aspetta. non Perché parte c'ho un informatico che... Eccola qua la musica, allora sì che si può. Over 40 e over 50 gironi unici. Si sta pensando anche ad un torneo interregionale, perché no? Fatto magari di qualche giornata. Abbiamo delle collaborazioni con la Regione Veneto e quindi si sta pensando a metà campionato di fare un campionato interregionale. E qui abbiamo finito il calcio a 5 che magari non le appartiene molto, però ha già notato che cominciamo a fare qualcosa di strano. Sì. Avete le idee, le avete. Aspetta un secondo. Vai, vai. Aspetta, perché dire Geretti al signor Pizzo da te non dice niente. Vai. Il Geretti
il gerente del campionato di calcio a 11, diciamo over 40, per i quarantenni. Il gerente cos'è? Il gerente è quello che l'ha costruito all'interno della Lega Calcio, che ora non c'è più, e È un benemerito. è un benemerito. E allora ci vuole la musica sempre come sottofondo. E ce l'abbiamo. Si inizierà con una coppa, la coppa del nonno, chissà se mi ricorda qualcosa. Nulla di offensivo ovviamente, ma di umoristico, dove giocheranno le formazioni del campionato gerenti e del campionato senatori. Sarà un inizio per fare un po' di fiato, poi la fase finale della coppa proseguirà con formule che diano a tutti la possibilità di divertirsi. Abbiamo perso 2 anni e ripartire sarà dura. A torto o ragione abbiamo voluto limare la categoria per dare più possibilità di rosa a disposizione. Quindi via inizio agli over 38. Ha passato di 2 anni. Eh sì, 2 anni di stop totale. Durissima. Appunto, Grave, ricominciare. grave voler riprendere. Soprattutto a livello Ma adesso c'è il top. Vediamo adesso. Adesso abbiamo i senatori, andrà fatto lo stesso discorso precedente, però via gli over 40, quindi senatori, 48 scusa, mi hai ragione, quindi non 50, non over 50, ma anticipare sempre di 2 anni. E abbiamo gente che ha 60, 70, 75 anni che è sui campi e va alla grande. Ah, immagino. Quelli che sopravvivono. Sentiamo gli ultimi, così dopo possiamo fare il commento. Andiamo. Collinare. Si inizia con la coppa. Aspetta, non È la musica, giusto? Eccola qua. Si inizia con la coppa Cobra, tutti contro tutti. Anche qui per fare un po' di fiato, poi ovviamente si darà inizio al campionato definitivo, campionato anno 0. La Coppa Cobra ci serve per fare un po' di fiato, no? Faremo estrazione proprio a casualità, Coppa Cobra, fino alla fine. E qui arriviamo aspettate perché Non ci sono categorie di vecchia data, ma ci saranno dei gironi fatti in base a condizioni geografiche e sicuramente basate sulla storia, come dicevamo prima, delle squadre. Una prima fase che non sarà lunga, ma che ci porterà alle fasi successive, che saranno costruite in base al merito derivante dai risultati sul campo. Quindi niente paura, se sei forte arrivi dove arrivi senza problemi, ma non per diritti acquisiti 2 anni fa. Si riparte da zero. e qui devo far intervenire Pizzu, sa, a differenza qui abbiamo voluto fare un cambiamento, no? A differenza di certe proposte che fanno sui diritti acquisiti 20 anni fa, adesso ho intenzione di proporre alla FIFA una nuova coppa con Nottingham Forest, visto che ha vinto 3 coppe campioni per diritti acquisiti. Noi no, dopo 2 anni le squadre del Collinare cambiano, la gente cambia. Cambia l'età dei giocatori, Esattamente. cambia la testa dei giocatori E quindi e dei abbiamo presidenti. e tanti presidenti, tranne io, tanti presidenti. E quindi abbiamo detto, partiamo da zero, si azzera tutto. Questo mi trova perfettamente d'accordo, sia perché suscita naturalmente curiosità, sia perché ci saranno magari poi a livello dei risultati, che magari per voi non sono di fondamentale importanza, ma contano, ci saranno dei risultati che costituiranno delle sorprese vere e proprie. E poi è il succo del divertimento del gioco. Allora, non so se hai sentito già il brusio, no? Che non vorrei che ci fosse. Devo fare un attimo Dai. Allora, Allora, ecco, ascoltate nello pizzo se volete ascoltare me. Lo sapevo che questa proposta poteva creare, perché uno di terza categoria dice, sono contento di 4-0,
ma uno che è in eccellenza dice no, ma io in eccellenza. Ma se sei forte torni lì, Il problema è proprio quello lì, che quelli che vengono considerati forti talora non sono supportati da una forza vera. Il diritto acquisito, ma nel vostro settore e a distanza di 2 anni, io credo che una ripartenza totale ci voglia attraverso il rimescolamento. e i risultati e le classifiche le darà il campo. Poi è vero, cioè, se sei più forte vinci, no? Di solito, nel calcio mai, però di solito. Abbiamo ancora 2 campionati. Calcio unici Pordenone con la musica. Senti, ma questi, io sono incuriosito da questi Naomis, cos'è per esempio? Nomis, non è la coppa del Pordenonese perché una volta cos'è? Il fiume Valle Moncello, giusto? Igor tra grazie. È proprio così, vedi? Va bene. Cos'è Downs? È il nome romano del Valle Moncello, giusto? No, di Pordenone? Ok. Avevo un po' di confusione, ma il concetto diciamo che Scusa, Marcos Naomis, Scusa, ma se sai queste cose nelle discipline sono Hai ragione. La prossima volta lo farò. Anzi, la prossima volta faccio rispondere a Igor. Io pensavo fosse l'amante di Igor, ma qui c'è una moglie, non potevo dire, che si chiama Naomis, pensa. E invece no. È il nome di questa coppa che vedrà coinvolte tutte le squadre, anche qua zerate le categorie del campionato, tutti potranno competere per il titolo e quindi accedere alle finali regionali. Notate che Pordenone ha scritto accedere alle finali regionali, ha scritto Igor. È logico che tutti voi potete fare le finali regionali, ma lui ci tiene in modo perché è così, è fatto così. Senti Presidente, una mia curiosità, ma avete la possibilità voi di tenere aggiornate tempestivamente tutte queste situazioni? Perché qui la struttura deve essere funzionante al massimo. Beh, abbiamo un fiore all'occhiello, dal punto di vista informatico penso che diamo, oserei dire, un 3-0 a tavolino a tutte le federazioni calcistiche che abbiamo in giro. Dal punto di vista informatico? Sì. Molto meglio di quelli che ci hanno fatto venire. Assolutamente sì. Andiamo, musica, E abbiamo anche il campionato carnico. La situazione di questo campionato, che è interamente fermo da 2 anni, ci impone un confronto con il responsabile e le squadre, ma sicuramente cercheremo di stupirvi. Ma il carnico federale riprende neanche più. questo non lo so, ma il nostro carnico è molto caratteristico, perché il nostro carnico deve essere o abitare, o essere nato, o lavorare in carnico. Sì. Mentre nel carnico federale tradizionalmente e storicamente giocavano tutti. Assolutamente sì. Io una volta quando giocavo con il Pro Gorizia sono stato iscritto a giocare con il Lampezzo, solo che mi hanno beccato subito, no? Alto com'era. Assolutamente. Dovremmo aver finito. Quindi io il concetto che devo studiare, perché non mi ricordo. Sì, abbiamo finito. Si vede che di fogli a disposizione ne hai tanti. Ecco, sì, ma sono scritti poco. Quindi il primo commento che chiedevo a Pizzu, mi sembra aver detto, questa rivoluzione, questo anno zero che nel calcio... Ma guarda, abbiamo passato un periodo veramente difficile, al di là e al di sopra di quelli che sono stati i momenti più dolorosi del lutto, della malattia e via dicendo. È stato un periodo biennale nel quale è capitato di tutto, no? Veramente a livello economico, sociale, di mentalità, di cultura, di capacità, o meglio incapacità anche di convivere, di stare assieme. Pertanto credo che questo vostro disegno, che sottintende proprio la volontà di riprendere a stare assieme, a fare le cose con il sorriso sulle labbra, giocando sì con il massimo dell'impegno ma anche con il massimo del rispetto personale, credo che sia una cosa che vi consentirà di riprendere quel cammino che così brillantemente avevate fatto prima. Perché io quando sono venuto
qui a rivivere nei miei luoghi natali in Friuli, mi sono immediatamente meravigliato di questa capacità di vivere il calcio a questi livelli e a queste dimensioni. Ma cosa che d'altronde è vera, perché se per un certo verso noi vecchi pallonari ci lamentiamo che è inarribito il filone dei giovani calciatori friulani che facevano carriera, andavano a giocare all'estero, ce n'erano a bizzeffe, bisogna dire che però qui, nonostante questi problemi che naturalmente hanno stravolto anche la fisionomia del calcio vostro e della stessa federazione, esiste ancora questo radicamento del calcio alla base, no? Io ho vissuto per 40 anni a Milano e a Milano tradizionalmente ci sono 3 squadre che giocano a livello anche dilettantistico. Ci sono il Milan, l'Inter, una terza squadra che qualche volta fa la 4ª categoria, poi non esistono giocatori e società nell'area milanese che facciano la prima, la seconda, la terza categoria. Io dicevo sempre, a Trieste quante squadre ci sono? No? Vuol dire che qui è radicato ancora il gusto della pratica del calcio a livello di base. No? E quindi questo è un patrimonio, un valore che va salvaguardato. Così come non guarderei però con eccessiva preoccupazione il fatto che, come dicevo prima, si è inaridito il filone del calcio giovanile che produce nuovi campioni. Però è anche vero che, e lo dicono tutte le statistiche, nei momenti in cui ci sono i grandi appuntamenti internazionali, tipo le Olimpiadi, il Friuli Venezia Giulia, in rapporto al numero di abitanti, è la regione che di gran lunga dà il maggiore contributo alle varie discipline. Questo vuol dire che se è vero che una volta avevamo solo il ballone calciato e basta, adesso si è ampliata la cultura sportiva. È chiaro che a noi vecchi pallonari può dare fastidio, però è anche vero che è giusto che ci sia spazio per tutti e soprattutto che questa aumentata competitività e ricerca di pratica sportiva, il calcio sappia proporsi con la faccia vostra, del piacere di stare insieme, dell'amicizia e della condivisione di opinioni e di momenti che sono al di là di quello che può essere poi la carriera personale. Allora, io prima devo far scoprire 2 cosette a Pizzul, che sto un attimo, che ogni tanto al Collinare arriva un po' in anticipo. Non so se ha saputo che adesso tolgono il... Ma intanto mi dà estremamente fastidio il fatto che tu mi dia del lei. Se non lo tolti. Ho convinto. Allora, per prima cosa ti dico che adesso hanno tolto il gol che vale doppio in trasferta. Sì. Beh, noi non l'abbiamo mai messo. E voi l'avete rimessa? No, mai messo. Ah, mai messa? Sì, vabbè, quella... Adesso ha fatto scalpore l'idea che in Olanda fanno giocare le donne all'interno nei campionati maschili. Noi è da 6 anni che ce l'abbiamo. Devo dire che questo in Lombardia c'è sempre stato, a livello ora di CSI, però. Sempre di promozione. Parliamo sempre di calcio amatoriale, però, no? Sì, non è mai arrivato e dovrebbe arrivare. No, ma per esempio le grandi scuole calcistiche internazionali, tipo l'Ajax, il Barcellona e via dicendo, a livello giovanile giocano assieme ragazzi e ragazze. Nei nostri campionati adesso è già permesso. E poi, adesso come terzo parametro a parità c'era la Coppa Disciplina. Noi lo mettevamo come primo da sempre. Sì, bello. Quindi qualche cosa in anticipo ci siamo arrivati. Anche perché è il giusto premio a consolazione, perché chi vince il premio disciplina raramente vince i campionati, però va bene lo stesso. Lo sappiamo. Una domanda però tocca farla sugli europei, no? Assolutamente. Prima di chiudere una domanda sugli europei, come la vediamo? Quanta strada può fare quest'Italia? Innanzitutto parliamo della sfida di venerdì, con il Belgio alle 21 a Monaco di
primavera? Allora, finora le cose sono andate non bene, benissimo, anche e soprattutto per quell'accenno che ho fatto prima al fatto che la nazionale è di nuovo entrata nel cuore della passione popolare, perché è rifiorito, no? Questo senso di appartenenza, questo piacere di stare assieme, questo sorriso sulle labbra, questo spirito quasi goliardico che unisce i giocatori. Per di più finora sono stati ottimi risultati, molto buona anche la partecipazione sul piano della qualità del gioco. Abbiamo cominciato a capire nell'ultima partita che non sarà poi così facile come all'inizio e abbiamo anche cominciato a capire che quel VAR che ci fa tanto fastidio qualche volta ci fa una mano, ci dà una mano, no? Perché senza il VAR non so come sarebbe andata, che non è stato nulla di irregolare. Faccio finta di niente. Però francamente, insomma, per una squadra sentirsi annullare un gol perché la punta del naso era di là, è gara dura. Comunque finora molto bene. Per quanto riguarda la gara con il Belgio, è chiaro che a livello individuale loro sono superiori. È altrettanto chiaro che come gioco, come qualità della manovra, forse noi abbiamo fatto meglio finora. C'è questo grosso problema per loro della possibile assenza di quelli che sono i due giocatori più rappresentativi, no? Che tra l'altro nemmeno nella sgabbatura di oggi hanno partecipato all'allenamento assieme ai compagni. Quindi se vengono a mancare Hazard e De Bruyne, il Belgio francamente perde due pedine molto importanti. Da sottolineare il fatto che nel momento in cui il tecnico belga ha dovuto sostituire De Bruyne, lo ha sostituito con Mertens, che è un tipo di giocatore completamente diverso. Vuol dire che gli schemi di gioco non sono così collaudati come i nostri. D'altronde anche dalle nostre parti abbiamo cominciato a vedere qualche rendimento in flessione e soprattutto nei confronti dell'ultima partita ho visto che nel secondo tempo, nella fase finale, gli avversari erano più reattivi, più freschi fisicamente, cosa che non può non sorprendere perché finora noi abbiamo giocato sempre stando in casa, non avevamo dovuto spostarci, avevamo avuto 3 partite di qualificazione molto semplici perché gli avversari ci avevano fin troppo rispettati. Le altre squadre avevano dovuto fare questo su e giù con le altre cose, avevano giocato partite molto più impegnative, eppure sembravano più in forma, più reattive. Non vorrei che cominciassero a sorgere problemi di questo tipo, però sono fondamentalmente fiducioso, fermo restando che bisogna fare tutti gli scongiuri possibili e immaginabili. Assolutamente, non si fanno mai pronostici in questo senso, però insomma. Poi interessante secondo me anche il fatto che Lukaku sia un giocatore conosciuto da tanti dei giocatori azzurri, non solo i compagni di squadra, Barella e Bastoni, ma anche tutto sta a stabilire se questo è un vantaggio o uno svantaggio. Esatto. Sono terrorizzati e pertanto non è una buona cosa. Fra le altre situazioni da verificare è la condizione anche di Chiellini, che potrebbe essere una marcatura adeguata perché picchia come un fabbro e quindi potrebbe entrare in competizione fisico-atletica con Lukaku. Altrimenti bisognerà predisporre un tipo di gioco dove ci siano pronte situazioni di emergenza, prima fra tutte l'eventuale raddoppio di marcatura, perché se consenti a Lukaku di trattenersi del pallone, lui allarga le braccia e non gliene prende più. Io non mi resta che ringraziare di cuore Pizzu, ho qua un pensiero per lui. Grazie a voi, scusate l'ingresso da incazzato, ma dovevo far vedere a mia moglie che ero arrabbiato perché poveretta. Ma infatti ringrazio veramente la signora perché è stata una gentilezza incredibile
commento sul Collinare e ringrazio anche Leonora che ci ha accompagnato in questa serata. Grazie a te. Ma non è finita, non è finita perché adesso mangiamo, ma dopo abbiamo il blu. Ah, dopo lo sapete? Adesso Ancora le sorprese ce ne sono sempre, non finiscono laggiù, mai. che si alzi signore, che si alzi, signore anzianotto, Scusi? signore si alzi. c'è una comica finale dopo. Dai, devi fare la presentazione attentamente dalla sessione. Ma lo facciamo adesso? No, no, no. Eccolo qua!